Incontriamo l'assessore alle attività produttive Ornello Teso per parlare della Fiera del Rosario che si terrà a San Donà di Piave dal 5 all'8 ottobre 2012. Un evento molto importante, un'occasione soprattutto per le aziende, no? In questo momento difficile. Atteso da tutti, da tutta San Donà, perché effettivamente una buona Fiera del Rosario segna un momento importante proprio sotto l'aspetto economico, soprattutto per tutti i bar, per tutte le attività, non tanto per i negozi, in quanto Fiera del Rosario è fatta poi dalle bancarelle, ma arriva talmente tanta gente, 200-250 mila persone in 2 giorni, domenica e lunedì, che poi queste persone mangiano sulle bancarelle, ma poi mangiano anche nei bar, nei ristoranti, nelle pizzerie, per cui è molto atteso. Si parlava alla fine dell'edizione dell'anno precedente che il lunedì non fosse più un giorno festivo, invece siete riusciti a mantenerlo tale? No, non noi, ma anche il governo Monti, dopo che c'erano state delle proposte ancora con il governo Berlusconi, di togliere le feste patronali proprio per concentrare un po' queste e far sì che le settimane non venissero spezzate da ponti troppo lunghi. Invece le feste patronali anche il governo Monti le ha confermate, per cui rassicuro tutti i sandonatesi e no che il lunedì 8 sarà festivo, per cui i ragazzi saranno a casa da scuola, gli uffici saranno chiusi e continueremo la festa iniziata praticamente con il venerdì sera. Ecco, durante la fiera ci sarà l'esposizione di un importante progetto, il progetto 20-20-20. Di cosa si tratta? Sì, sarà nei padiglioni della fiera campionaria. Siamo riusciti a coinvolgere la provincia, in particolare l'assessore Dalla Vecchia, in quanto la provincia di Venezia assieme alla provincia di La Spezia ancora 2 anni fa hanno sottoscritto un progetto europeo che si chiama 20-20-20 e riguarda tutti i comuni della provincia. So che nella provincia di Venezia credo 35 comuni hanno sottoscritto questo patto e, dicevo prima, riguarda la riduzione dell'inquinamento del 20% entro il 2020. Sarà fatto assieme a Casa Clima, che è un network, assieme agli artigiani, ci sarà una piazza loro dedicata, ma soprattutto la giornata di lunedì sarà dedicato un convegno quasi per l'intera giornata, coinvolgendo i sindaci che hanno firmato questo patto e i relatori di questo network che insomma vengono a illustrare quelli che sono i progressi che si stanno facendo man mano e quello che è il progetto che avanza. Sì, vi aspettate sicuramente moltissima affluenza anche quest'anno, soprattutto per il fatto che per le aziende che espongono la propria attività è un'occasione molto speciale. Sì, devo dire che ci sono aziende che frequentano la fiera da più di 20 anni, per cui trovano sicuramente grosse soddisfazioni. Il problema è il tempo. Quest'anno andiamo un po' qualche giorno più in là di quelli che sono i primi giorni di ottobre. L'anno scorso siamo stati baciati da un caldo meraviglioso, auguriamoci che anche quest'anno i vari temporali siano già esauriti e che si possa avere un fine settimana bello, perché quello è l'elemento essenziale per la buona riuscita di tutta la manifestazione. Ringraziamo l'assessore Ornello Teso e vi invitiamo a partecipare alla Fiera del Rosario che si terrà a San Donà di Piave dal 5 all'8 ottobre.